Continua lo scontro in Consiglio Comunale tra gli esponenti dell'opposizione, che hanno una schiacciante maggioranza numerica in aula, e il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, che può contare al suo sostegno di soli 3 consiglieri. Ieri sera ancora toni accesi e scontro personale che è andato al di là del semplice contrasto politico, con protagonista il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella da una parte e il primo cittadino dall'altra. Lo spunto è stato dato dalla discussione di alcune interrogazioni che sono state prelevate dal loro posto nell'ordine del giorno per essere trattate prima, relative a tributi, tari, verde pubblico e pavimentazione di piazza Cavour. Dalla discussione politica si è passati anche alle accuse personali che hanno travalicato il normale confronto. Alla fine della discussione, non sappiamo se per questo scontro o perché non c'era intenzione di continuare la seduta, è venuto a mancare il numero legale per la fuoriuscita di diversi consiglieri comunali e la conseguente caduta della seduta, con il Consiglio Comunale che per trattare gli altri punti inevasi, tra cui un debito fuori bilancio su cui grava un decreto ingiuntivo, dovrà essere riconvocato dalla Presidente Miriam Mignemi. In merito si registra una nota dei capigruppo consiliari di Favara per i Beni Comuni e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, che esprimono un profondo rammarico per il fatto di non essere riusciti per l'ennesima volta a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale di Favara le loro proposte di indirizzo politico. Purtroppo alcuni colleghi abusano della possibilità di modificare in aula l'ordine del giorno, peraltro spesso condiviso in conferenza dei capigruppo, per discutere solo ed esclusivamente i punti che interessano la parte più dura dell'opposizione, si legge nella nota dei due. Tra l'altro, purtroppo frequentemente, queste discussioni di natura ispettiva degenerano nei modi e nei toni fino a violare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tanto che i nostri richiami risultano vani. Le mozioni presentate dai 2 esponenti politici riguardano la manifestazione di contrarietà al progetto per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni, presentato alla Regione da parte del Consorzio Piana Delicata, il monitoraggio e il controllo dell'illuminazione pubblica e la risoluzione del conflitto israelo-palestinese.